Giampaolo Murru, 1-1 nel derby col Carbone, una gara movimentata, possiamo dividerla in due fasi. Primo tempo ci chiedevamo dov'era l'Iglesias, anche se ovviamente il gol dopo neanche un minuto vi ha troncato le gambe. Nella ripresa abbiamo visto l'Iglesias che abbiamo ammirato l'anno scorso, già bene sulle gambe, tante occasioni, avete pareggiato, avete sfiorato il gol, avete anche rischiato in contropiede, ci sta. Che riassunto puoi fare della gara? Guarda, abbiamo preso il gol dopo un minuto, penso, quindi tra l'altro l'abbiamo fatto noi perché siamo stati troppo leggeri, quindi poca convinzione. Il primo tempo non siamo riusciti a reagire bene, anche se non abbiamo rischiato poi niente, però non eravamo quelli che comunque si è visto il secondo tempo, ecco, perché secondo tempo invece ho visto una squadra già mia, una reazione, una voglia di provare a vincere, provare a Continuità pareggiare. di gioco, sovrapposizione in fascia. Esatto, quindi sono contento. Se avessimo perso, non ti nego, sarei stato contento lo stesso per la reazione, perché ho visto una squadra forte e con più convinzione. Primo tempo un po' così, ci sta, abbiamo Aggiungo io subito il forse gol. Giampaolo anche perché non conoscevate il Carbone, di fatto è una squadra nuova, no? Per molti giocatori. Ma sarà così un po', di solito il genere d'andata anche nel campionato succede questo, che comunque le squadre si conoscono un po' meno, siamo tutti un po' cambiati proprio per un discorso di fuori quota. Quindi affronti sempre le squadre un po', non è come il genere di ritorno che riesci comunque a conoscere meglio le squadre avversarie. Sono soddisfatto perché alla fine abbiamo fatto bene al secondo tempo. Il primo tempo mancava solo la convinzione di osare, di essere un po' più, di essere cinici, perché abbiamo avuto anche le occasioni per poter pareggiare al primo tempo, sì, nel finale. Non eravamo belli brillanti, però ci può Però stare. Giampaolo, tra l'altro iniziate con dei problemi perché ti manca Di Stefano in difesa, l'hai perso a ridosso della gara, ti manca Capellini in attacco, due cambi, comunque sia forse un po' cortini di rosa. Sì, in questo momento siamo corti, siamo ancora sul mercato perché cercheremo di inserire qualche giocatore, però sì, è vero, non avevamo tante possibilità di cambiare forze fresche, e in questo momento ci vogliono, come sempre, ci vogliono le forze fresche per poter fare cambi e dare più brillantezza comunque alla squadra. Però chi ha sostituito, chi comunque come Mirko, anche Esatto, l'hai messo in Fidanza, difesa e ha fatto gol. ha avuto la fiducia perché se l'è meritata, perché comunque dall'inizio tutti i giovani hanno dato l'anima ed è giusto che comunque si prendano quando le meritano, perché comunque è un ragazzo adesso al di là del gol, però ha fatto una grande prestazione, ha grandi potenziali. Lo stesso Mauro Abruzzi è stato bravo. Su quel lato lì sono soddisfatto perché non avevo neanche dubbi sul fatto di dare fiducia subito ai ragazzi. Te l'ho detto, per il resto sono molto soddisfatto per la reazione del secondo tempo. E adesso gara di ritorno, qualificazione aperta, volete passare il turno, tra l'altro un'altra gara ufficiale fa sempre bene, in attesa poi del calendario, serve per entrare subito, no, a regime. Sì, le partite di Coppa Italia, soprattutto i primi turni, è sempre un'incognita perché comunque non sai mai come stai fisicamente. Gran caldo. Sono tante cose che comunque sono le prime partite, però se giochiamo come abbiamo approcciato il secondo tempo, sono molto fiducioso anche per la partita di ritorno. Poi vediamo chi si qualifica, però poi intanto è importante fare minutaggio per essere pronti al campionato. Ma poi si dice sempre vogliamo migliorare quello fatto l'anno scorso, per l'Inghese sarebbe centrare i playoff, non soltanto la posizione nei playoff.
Non è facile. No, è un altro campionato perché comunque l'anno scorso non c'erano i fuori quota, quest'anno ci sono i fuori quota, quindi sarà un altro campionato come un po' negli anni precedenti. L'ago della bilancia sono molto giovani, ma io sono fiducioso perché credo di avere giovani bravi. Ce la giocheremo, poi vediamo se riusciamo a migliorarci, cammin facendo. Adesso è presto Certo, pesare anche gli avversari, anche la tua squadra al esatto, momento. non abbiamo tante indicazioni, l'indicazione che mi prendo è sia del primo tempo che soprattutto quella del secondo tempo. Il primo tempo perché l'approccio sicuramente non era dei migliori e il secondo tempo invece ho visto una squadra che rispecchia un po' quello che voglio io, la fame, la voglia, la compattezza, tante cose che sono state che mi hanno fatto piacere, ecco, questo sì. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo per tutto il Grazie, resto della stagione. grazie.